Il conto alla rovescia è già iniziato e la politica è sempre più in fermento anche in provincia di Agrigento. Mancano 13 giorni al voto per le elezioni amministrative. Il 6 e 7 maggio saranno rinnovate numerose amministrazioni comunali. I candidati sono impegnati nelle riunioni, nei comizi, negli incontri, nel porta a porta per illustrare agli elettori il proprio programma di governo e per spiegare le ragioni e le modalità di voto. Ogni voto può essere decisivo per l'elezione e per la vittoria finale. Ecco perché vi è quasi ogni giorno l'invito a recarsi alle urne da parte dei leader della politica e del singolo candidato. La preoccupazione che vinca il partito dell'astensionismo è altissima. Le ultime tristi vicende e scandali nazionali hanno sempre di più allontanato la gente dalla politica. I partiti hanno perso la fiducia dei cittadini e la crisi economica che attanaglia l'Italia ha alzato di parecchio l'asticella del livello dell'antipolitica. A dire il vero le manovre ci sono state, si sono sentite, ma non sono poi state così tanto efficaci. Noi speriamo che il sacrificio che gli italiani oggi stanno facendo possa essere utile al nostro Paese per risollevarsi. Però ci vuole qualcosa di più, ci vuole investire nello sviluppo, sull'occupazione, perché senza sviluppo e senza occupazione non ci può essere alcun futuro. I partiti fanno tutte le ruberie possibili, comprano i lingotti, comprano i diamanti, distribuiscono case, hanno corrotti al loro interno e ci mancherebbe. Se i cittadini avessero fiducia ancora in questi partiti sarebbero dei pazzi scatenati. Siccome i cittadini sono delle persone normali, sceglieranno e sceglieranno bene.